Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono Sara Ferrarese. Oggi siamo insieme a affrontare una lezione sul tappetino a terra, lavoreremo sull'allungamento. Siamo insieme a muoversi conoscendo, stimolo all'attività motoria, uno stile di vita sano, grazie al Comune di Udine, Città Sane. Ci mettiamo in quadrupedia se questa posizione non vi crea problemi. Farò vedere anche una variante eventualmente per chi ha dolore alle ginocchia o ai polsi nel mantenere questa posizione. Siamo a terra, ginocchia larghe quanto il bacino, mani larghe quanto le spalle. Ho un limone tra le scapole che devo schiacciare. Collo in linea, bello lungo, sono una tartarughina che sta uscendo dal guscio. E mi preparo da qui, inspiro. Espirando provo a unire gli alluci e a portare i glutei ai talloni e scendo. Questa posizione a qualcuno può creare fastidio, farò subito vedere una variante. Per chi riesce a mantenere questa posizione in maniera confortevole, fronte a cercare il pavimento, mani schiacciano terra. Inspiro col naso, espiro con la bocca e provo a portare sempre più i glutei ai talloni. Inspiro e espiro. Per chi ha problemi, sente dolore al ginocchio, si metterà seduto, gambe divaricate, braccia tenute all'interno dei piedi, espirando fletto la colonna, testa incorniciata dalle braccia, tengo la posizione. Inspiro e espiro, provando a scendere sempre di più. Inspiro e espiro. Bene, chi ha trovato questa posizione confortevole torna in quadrupedia con le mani larghe quanto le spalle, le ginocchia larghe quanto il bacino e proviamo a mobilizzare la colonna. Prima espiro, faccio salire le vertebre al soffitto, il mento allo sterno, i glutei al pavimento, quindi una gobba con la mia schiena. Inspirando invece sguardo avanti, codina al soffitto. E inarco la schiena, quindi fuori l'aria, mantengo la posizione qualche secondo, conto fino a 3 e dentro l'aria inverto la curva della mia schiena ancora una volta, fuori l'aria, conto 3 secondi e inspirando inverto la curva. Per chi ha dolore a mantenere la posizione, come prima, ginocchia piegate, piedi a terra, può mobilizzare la colonna, tenendo anche se ho le mani a terra o sotto le cosce, espiro, faccio scivolare il peso indietro, incurvo la schiena, inspirando invece salgo alto al soffitto, le mani, se sono dietro le cosce, spingono la pancia verso le cosce e la testa sale alta, quindi fuori l'aria, dentro l'aria, fuori l'aria, dentro l'aria. Chi ha svolto gli esercizi in posizione seduta continua a mantenere questa posizione con i piedi a terra, le ginocchia piegate, larghe più del bacino e portando i dorsi delle mani al pavimento, i palmi al soffitto, espira e scende con le mani a cercare i talloni, inspirando lentamente torna, cambia lato, fuori l'aria, scavo con le dita i dorsi delle mani e vado su una gamba, mi allungo, inspiro, torno a salire. Chi invece è riuscito senza problemi a mantenere la posizione avvolta può distendere le gambe dalla posizione seduta e scivolare con i dorsi delle mani verso i talloni.
E inspirando torno lentamente, immaginando di riappoggiare la mia schiena contro una parete che mi sostiene. Quindi una vertebra alla volta e poi la testa ancora. Espiro. Tengo la posizione 3 secondi e inspiro, torno. Lentamente, una vertebra alla volta, le scapole si cercano e la testa torna a salire alta. La stessa cosa posso eseguirla con le gambe divaricate, tenendo le ginocchia più distese possibile, espirando, scivolano i dorsi delle mani verso i talloni, le dita, lo sguardo al ginocchio, inspiro, torno. E la stessa cosa dall'altro lato. Espiro, una mano a destra, una mano a sinistra della gamba, avvolgo la colonna e inspiro, torno. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che sul portale chespettacolo.info potete rivedere la pratica. Buona giornata!